Lo sanno bene i 600.000 studenti veneti, la matematica non è un'opinione, ma questa volta a sbagliare i conti è proprio il Ministero dell'Istruzione. Chiuse le iscrizioni online a fine febbraio, i numeri sono chiari e inequivocabili, ma i conti, o meglio le previsioni, non tornano. Questo ha comportato per il Veneto quest'anno un calcolo inferiore di quasi 4.000 alunni, significa circa 200 cattedre, significa circa 350-400 insegnanti in meno. Il sovraffollamento delle classi sembra l'unica amara prospettiva, ma a quale prezzo? Sicuramente abbiamo problemi per la didattica ordinaria, penso agli istituti superiori dove ci sono molti laboratori che vanno organizzati in una certa maniera se si vuole una didattica di qualità, ma anche problemi di sicurezza. In molte classi si arriverà a 30 alunni per classe. Le cattedre previste sono di anno in anno sistematicamente in diminuzione all'aumentare degli iscritti, dichiarano i sindacati di CGIL, CISL e UIL. Tagli che colpiscono anche il personale ATA, personale tecnico amministrativo ausiliario. Adesso i provveditorati sono costretti nell'arco di 2-3 giorni, cioè entro sabato massimo, tempo massimo, a fare tutte le nomine in ruolo, altrimenti le persone, gli insegnanti, il personale ATA che dovrebbe entrare in ruolo slitta di un anno. Credo che siano tagli mascherati da errori, tra virgolette, che portano però ad un soffocamento lento della scuola e quindi ad un servizio che non potrà più essere garantito come servizio di qualità alle famiglie, agli alunni.